Si chiude con una categoria G per cavalli anziani. Sono rimasti in 11 al via dopo i forfait prima di Fabres dei Greppi e poi di Cedro Bro. All'1 Axel Nib, Nicola Bortolotti, 2 Fabiana Stecca, Roberto Faticoni, 3 Flamingo Ral, Carmine Piscuoglio, 4 Fleur Caff, Andrea Vitagliano, 5 Tresda-B, Lorenzo Talpo, 6 Capitan Harlock, Salvatore Valentino. In seconda fila 7 Enigma Rex Star, Vincenzo Luongo, 8 Butterfly Horse, Alberto Garruto, 10 Colorado Spring, VP dell'Annunziata, 12 Episodio Jet, Dario Battistini. In terza fila 13 Eiolo, Vittorio Viti. Macchina prende velocità, si prepara al lancio. Partiti. Veloce Dresda-B che scavalca Fleur Caff, si porta a condurre. Di fuori Capitan Harlock con in scia subito Episodio Jet, poi Axel Nib avanti ad Enigma Rex Star. Sulla prima curva Dresda-B in evidenza nei confronti di Capitan Harlock che parcheggia secondo davanti a Fleur Caff. Episodio Jet rimane all'esterno, poi Axel Nib, Flamingo Ral, Enigma Rex Star. Quindi via via gli altri. Colorado Spring va a prendere l'ultima pariglia esterna. Si va al completamento dei primi 400 metri di corsa che Dresda-B passa in 29,7. Dresda-B al comando su Capitan Harlock, di fuori Episodio Jet, poi alla corda Fleur Caff, seconda pariglia per Flamingo Ral che precede Colorado Spring e si viene al passaggio sotto alle tribune. Dresda-B sempre a testa bassa a comandare, di fuori Episodio Jet, alla corda Capitan Harlock, in pariglia Flamingo Ral. Il giro in 1 minuto e 2 decimi, ritmo costante, quello imposto al comando dalla figlia di Man of Many Mission, che si dirige verso il primo chilometro. Dresda-B sempre in vantaggio, Episodio Jet di fuori, in corda Capitan Harlock, 1000 di gara in 1:15 e mezzo. Dresda-B continua nel suo percorso da leader, Episodio Jet che prova ad avanzare all'esterno, Flamingo Ral sempre in pariglia avanti a Colorado Spring, in corda c'è Capitan Harlock avanti a Fleur Caff quando siamo a 400 dalla conclusione, 14,4 alla retta di là, Dresda-B continua in vantaggio. Si mette in mezzo alla pista ora Flamingo Ral che prova a produrre il suo sforzo, addirittura quarta ruota per Enigma Rex Star che prova a dare il parziale all'ingresso della retta. È in vantaggio Dresda-B su Capitan Harlock ed Enigma Rex Star che arriva forte a centropista. È in vantaggio Dresda-B, finisce forte Enigma Rex Star, Dresda ed Enigma che vanno a lottare. Dresda-B ancora in vantaggio, Dresda-B che si salva da Enigma Rex Star al terzo Fleur Caff. 29,9 gli ultimi 4, 1,14 e mezzo, Dresda-B, Lorenzo Talpo per il training di Andrea Gianmarco Sarzetto, colori della scuderia Lagunare, il successo in coast to coast di Dresda-B che con Lorenzo Talpo si difendono in arrivo dal bel finale di Enigma Rex Star, finisce in spinta Fleur Caff, in numeri è 5-7-4, il più che probabile arrivo della settima e conclusiva dal Savio di Cesena.